Un furto per noia compiuto da tre ragazzi maggiorenni del posto che si sono introdotti di notte all'interno della scuola media di Ormelle. Hanno portato via una stampante e un hard disk contenente dati sensibili su tutti gli studenti e devo dire grazie anche all'attività investigativa dei carabinieri della stazione di San Polo di Piave tutto il materiale, tutta l'area furtiva è stata recuperata e per fortuna questi dati sensibili non sono stati divulgati. La preoccupazione era appunto che quei dati potessero finire magari sul web, su Facebook. Era una preoccupazione manifestata sia dal dirigente scolastico ma anche dal sindaco che allarmato aveva anche attenzionato ma soprattutto segnalato il fatto in maniera molto preoccupata a noi carabinieri della stazione di San Polo di Piave. Devo dire che però è stata un'indagine molto rapida che ha permesso subito l'identificazione degli autori che hanno ammesso anche le loro responsabilità. Per questo motivo sono stati denunciati per furto aggravato in concorso continuato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Treviso. Sicuramente siccome il materiale è perfettamente utilizzabile completamente nuovo, non escludiamo appunto che possa essere stato rivenduto o già messo in commercio attraverso dei siti online.